Signori e signori, giù il cappello dinanzi a Vincenzo Feola. Il tecnico biancazzurro ha fatto innamorare nuovamente i tifosi del gigante con la pazienza e tantissimo lavoro. La squadra adesso gioca a memoria, ieri superato a pieni voti anche l'esame più difficile, quello di offrire un buon calcio in un campo ai limiti della praticabilità. L'Akragas lo ha fatto assai bene, ha giocato contro il Noto con una rabbia agonistica che ha strappato applausi a più non posso, ma anche con tanta tecnica, scambi di prima, tutti i giocatori che corrono senza palla, verticalizzazioni che riescono non per caso ma perché studiate a tavolino. Una sorta di tiki-taka che deve essere ancora un tantino leato, ma intanto l'Akragas vola a più 4 con tanti ringraziamenti al Rende che ha distrutto il Torrecuso. Feola ha azzeccato tutto, ma il tecnico napoletano ha la fortuna di avere squadra un giocatore che non fa mai cose semplici. Per lui la semplicità non esiste, deve per forza di cose fare tutto in grande. Si chiama Filippo Tiscione e come un altro famoso Super Pippo, quell'Inzaghi che faceva gol sempre e comunque, ha lo stesso vizietto. Seconda doppietta consecutiva dopo quella di Gliaca di Piraino e 99 reti in carriera. Per la terza cifra bisognerà aspettare ancora qualche altra giornata. Ieri Pippo poteva anche realizzare la tripletta o addirittura il poker. Le azioni sono fioccate come una tormenta di neve, ma vuoi per alcuni guizzi del portiere avversario Ferla, vuoi per la troppa precipitazione, il risultato è rimasto in bilico fino a metà secondo tempo. Nel corso dei 90 minuti ha pure smesso di piovere, anche Giove Pluvio è sembrato prendersi qualche ora di pausa per vedere all'opera il gigante che tornava a giocare tra le mura amiche dopo un mese. Pronti via e biancazzurri subito in vantaggio. Savonarola fa ammattire centrocampisti e difensori avversari, cross dal fondo e Tiscione a porta spalancata regala il primo sussulto al pomeriggio biancazzurro. È il caso di dire troppa grazia a Sant'Antonio, ma il gol a freddo non manda in tilt il Noto che ha nell'ex Cocuzza un'arma micidiale. Passano 5 minuti e il biondo ex attaccante agrigentino calcia da oltre 30 metri sorprendendo D'Alessandro, pallone velenosissimo che prende velocità con il terreno fangoso e si spegne all'angolino basso. Per rispetto verso i suoi ex tifosi non esulta. L'Akragas impiega un bel po' per riordinare le idee e al 20° ecco il 14° gol stagionale di Peppe Meloni. L'attaccante biancazzurro è lesto sotto porta a sfruttare la splendida combinata Savonarola-Tiscione. L'Esteneto esplode per la seconda volta. I biancazzurri possono chiudere il match nei successivi 25 minuti, a turno ci provano un po' tutti, ma vuoi per la troppa fretta, come detto, vuoi per la bravura del portiere avversario Ferla, il risultato non si schioda più. Nella ripresa l'Akragas non corre mai se ne rischi, i due difensori centrali Vintigni e Maraucci sono una diga, non passano nemmeno le mosche, D'Alessandro rimane spettatore non pagante. Dall'altro lato invece Ferla è costretto a fare gli straordinari su uno scatenato Meloni che per un non nulla non riesce a bagnare la sua domenica con la doppietta. Dopo un'ora di gioco ci pensa ancora Tiscione a chiudere il match e pratica Noto. Lo sgusciante esterno parte palla al piede sull'out di sinistra, si beve i difensori con una facilità impressionante, giunto sul fondo alza la testa facendo capire di voler effettuare il cross ed invece si inventa una volée che beffa il portiere sul palo lontano. A quel punto l'Esteneto non solo esplode, diventa una polveriera, il Noto non ci capisce più nulla, l'Akragas fa possesso palla con i 3 punti in saccoccia, si pensa soltanto alla sfida di Rende dove è impegnato il Torrecuso. Arriva la notizia più dolce, la più attesa, i beneventani cedono di schiando 3-0, l'Akragas vola a più 4, niente brindisi, per quello c'è ancora tempo, ma con questo ruolino di marcia i biancazzurri sono lanciatissimi verso il grande traguardo, la Lega Pro. Da un'impresa all'altra, nella pallacanestro la Fortitudo vince anche a Barcellona Pozzo di Gotto e vola verso i playoff. Il match si è concluso 66-51 in doppia cifra, Chiarastella con 13 punti e 10 punti per Williams e Dudischi. Quello con Barcellona e per la Fortitudo Agrigento il secondo derby vinto fuori casa dopo quello di Trapani, oltre che la quinta vittoria consecutiva durante il girone di ritorno. Una partita ad alta tensione, vinta in volata dai biancazzurri di Ciani. Oggi è stata una vittoria davvero di rara importanza, ha detto a fine match il coach, non si ha molto spesso l'opportunità di vincere in trasferta su un campo caldissimo, difficile e di grande pathos, con una squadra come il Barcellona che ha giocato un'eccellente partita, pur con una rotazione molto risicata, tirando 3 su 27 da 3 punti. Infine, buone notizie anche dalla ginnastica artistica e da Ragusa, dove ieri si sono svolte le gare per il campionato regionale. Prima assoluta nella categoria L4 l'empedoclina Laura Sicurelli che ha vinto in tutti gli attrezzi. La giovane tesserata per lo Sporting Club ha dimostrato di essere in continua crescita, merito anche dell'allenatrice Gina Badescu. Buoni risultati anche per le altre giovani promesse agrigentine, primo posto per la Filippazzo nella categoria B1 e secondo posto per Daria Giugno nella categoria L3.
grandi artisti del teatro italiano al Pirandello, stagione 2014-2015. Nellina Laganà, protagonista del teatro comico popolaresco catanese. L'irrefrenabile e arguto Enrico Guarneri. La frizzante e scintillante Veronica Ruggeri. Elisabetta Pozzi, Benedicta Boccoli, Caterina Costantini o delle intensità sentimentali. È il nostro teatro con La sagra del Signore della Nave. E ancora il Pirandello in città e nella Valle dei Templi. Per informazioni 0922 590220 41 11 63. Teatro Pirandello, stagione 2014-2015. Il consulente artistico Mario Gazziano, il commissario straordinario Luciana Giammanco. Non sono i sacrifici che fanno arrabbiare, è la mancanza di credito, la cecità della burocrazia che fa arrabbiare. Deve finire il tempo dei furbi, deve nascere il tempo del merito, dell'equità, della responsabilità. I ritardati pagamenti ti mettono in ginocchio. Come fa un'impresa a correre in ginocchio? Noi abbiamo vissuto meglio dei nostri padri e i nostri figli dovranno vivere meglio di noi. I loro sogni sono la nostra responsabilità. CNA e le imprese, l'Italia che sostiene l'Italia. CNA.it. Uscire dalla violenza si può. Telefono aiuto 0922 22 922 800 961 931. Telegiornali, programmi di informazione, culturali, sportivi ed intrattenimento. Talk show dal 1981. Questo è Televideo Agrigento. Una continua, costante ricerca di evoluzione attraverso un costante adeguamento alle nuove tecnologie per mezzo di attrezzature, servizi e professionalità. Rinnovamento dei palinsesti dei programmi di informazione. Una rassegna stampa in diretta tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 7:45. E con una nuova edizione di TG Domenica, in diretta alle ore 13, con repliche alle 13:45, 18, 20 e 23:30. Tutto questo è Televideo Agrigento. I programmi di TVA sono visibili in tutte le province siciliane, con LCN 92 e sulla nostra seconda rete, Amica TV LCN 628. Streaming live su internet www.videoagrigento.tv, dove potrete trovare anche le nostre notizie ed i nostri programmi online. TVA, la tua TV regionale, sempre in crescita. TVA, una professionalità ricca di esperienza per una TV sempre giovane. Migliaia di posti di lavoro a rischio. In Italia, il comparto della TV locale rischia di sparire. Molte frequenze di trasmissione assegnate per 20 anni. Ora vengono tolte. Canoni per l'uso delle frequenze enormemente aumentati. Numeri sul telecomando ancora in discussione. Forti limitazioni alle attività trasmissive. Tutto ciò è inaccettabile. Le TV locali rischiano di spegnersi per sempre. Viene soppressa la libertà di informazione. Viene soppressa la libertà di impresa. Viene soppressa la voce del territorio. Il governo deve decidere se vuole ancora le TV locali.